Siamo arrivati alla 53esima edizione della Mostra dell'Artigianato Tessile, organizzata dall'amministrazione comunale in collaborazione come sempre con la Prolocco. Anche quest'anno abbiamo, oltre alla collaborazione con la Prolocco, diverse altre collaborazioni, tra cui quella con Mirtò, gli organizzatori di Mirtò, che permettono di portare i nostri manufatti di Tessingiu fuori dai confini della cantina, della mostra, e li porta a Olbia quest'anno per 3 giorni in occasione della manifestazione Mirtò, e questa è una bella vetrina. Abbiamo la collaborazione anche con la Grimaldi, con la nave Grimaldi, che è importantissima perché è un veicolo importante per raggiungere i turisti che arrivano nell'isola. Abbiamo poi realizzato numerosi altri eventi collaterali, limitandoli a quelli che possono essere compatibili con l'emergenza Covid, che ancora non è finita, e cioè stiamo creando delle residenze d'artista per la realizzazione di murales lungo le vie del paese, che riportano poi quella che è la nostra tradizione legata al tessuto, legata alle maschere e alla tradizione, appunto.